Amici, mi si è impazzito il metal. Mi sa che abbiamo trovato, socio, cosa si tratta? ce l'ho in mano. Questo Guarda, terreno mi inizia a piacere. Sì, questa qua è un colpaccio, ragazzi. Bella. Guardi cosa gli ho tirato fuori. Amici follower, Ma soprattutto amiche, che ci seguite numerosi, ma soprattutto le amici Bravo. sono aumentate, Pullulano, e anche i pullulano. commenti ci fanno molto piacere. Ma guardano anche video vecchi. Grazie. Andiamo a spazzolare questo nuovo campo con meno 25 gradi. Andiamo, via, Andiamo. via. Socio, Dica! venghi. Che qui un segnalino abbiamo trovato. Suona. Suona. E anche oggi suona. Vediamo il pointer. Ah, qua suona. Oh, un ferro. Saremo fortunati. Ah, guarda. Guarda, visto? Si inizia già. Sì, si inizia a zacco, però questo deve essere stato un manico di qualcosa, di una pentola, vero? Sì. Potrebbe essere. Sì, però Io ho sempre il potrebbe essere. il potrebbe. E potrebbe. E le chiudo la buca perché poi Bravo, lei mi inciampa, bravo, lei bravo. mi si fionda dentro la buca, mi si cade. Amici, mi si è impazzito Il metal. Dopo neanche un metro. Ah, Lo vedi già, vero? la mirino. Vero, sì. È un filtro di un una filtro di un caffè, caffettiera. una caffettiera. Se anche voi volete venire a farvi un caffettino, noi ve lo diamo volentieri. L'altra volta abbiamo trovato un cucchiaino. Sì, questa volta solamente caffettiera. la cogoma. La cogoma, ho detta volgarmente anche cogoma. Un po' freddo. Amici follower, per voi nelle interperie veniamo a spasolare. Eccolo lì, secondo me è un piombo. Un piombo, dici? Sì, un piombo. Piombo. Spessore, ormai sono specialista. No, non è un piombo, sembra un bottone. Sì? Sembra, Spazzolatina? Spazzolatina. Allora, dopo una leggera spazzolata. Sì, abbiamo scoperto che è un bottone. Sì. Un bottone vecchiotto, abbastanza vecchio, un po' illeggibile. Bello. Lo possiamo anche mettere via. E lo mettiamo nella Dropbox che io non dimentico mai. Però È il primo ritrovamento. primo target di oggi. Sta Proseguiamo. venendo fuori il sole, perché il Speriamo. sole bacia i belli. Caligo spesso. Questa sembra la carrozza di Cenerentola. Sembra la carrozza di Cenerentola coi topini. No, sembra un pezzo di moneta. Ma invece no, l'abbiamo preso. L'hai preso? L'abbiamo L'hai preso al no, mercato. l'abbiamo. No, io. Perché quando Troviamo qualcosa di bello, l'abbiamo trovato, e quando troviamo una merda, cioè una cacchina, mi L'hai dici l'ho trovata. sì. Vabbè, no, un pezzo di Lamirino. Sì. Da quella buca. Sì, è uscita questa? Un pezzo di posata, Sì. credo. Qua penso che sia la parte terminale. Qua prosegue. Buonasera da Corrado. Cosa sarà mai questa? Ci vediamo domani per capire. Buonasera a tutti. Socio, vieni. Arrivo. È rigido. Sentivo che da lontano di là c'aveva un segnale dalla parte di qua. Guarda, socio, Va. Hai visto? Colpo secco. Colpo secco, tac. Lì sotto cosa troviamo là sotto? Cosa Sicuramente troveremo? qualcosa di grande. Qualcosa di grande. Guarda, già L'abbiamo fuori, già vuol dire tirato grande fuori. non penso tanto. Suona? Suonellino. Attenzione perché qua mi Attenzione. sa che abbiamo trovato. Mi sa. Cos'è? Un bossolo. Ah, visto? No, non è un bossolo. Oh sì, o no. No. Un pezzo di No, tubo? sì. No, sì. Sì o no? Secondo lei? Secondo me è lucido, Ovale. è ovale, Diamo delle circolare, informazioni molto dettagliate. dettagliate ai No, nostri sinceramente amici. non saprei, bisogna ripulirlo perché è incrostato. Inizia ad esserci delle tracce umane. Qua c'è qualcosa di umano. No, non primitivo ma umano. Il socio non ha ripreso per la privacy Sì. di parlare col contadino, dove ci diceva che lui qualche tempo fa qua ha trovato delle monete del periodo napoleonico, no? Vediamo se siamo fortunati anche noi. Socio, Cosa si tratta? ce l'ho in mano. Cosa si tratta? Qualcosa di grosso, qualcosa di Si sta... rudimentale, Sì? qualcosa. Qualcosa? Un pomello? Un qualcosa? No. No, secondo me un pomello no. Un aiutino da casa? Sì. Adesso non serve più l'aiutino perché abbiamo perso. Diciamo che chiediamo l'aiuto da casa. Sì. Il pubblico no, lo lasciamo stare e il 50% lo lasciamo come ultimo. Sembra però un... Se qualcuno... Secondo me sai cos'è, socio? Cos'è? Un. Amici!
qua, in questa buchina qua che suonava, c'è un flemile, si dice flemile? Sì. Segnale. Ho usato tutte le vocali che conoscevo, ma Ci sono due probabilità. cosa sarà? Una moneta? Sarà una rondella? Sarà un piombo? Oppure sarà un lamirino? Scegliete, accendete la A, la B, la C o la D. L'avete accesa? L'avete accesa? L'avete scelta? Dite monetina? Andiamo a vedere subito se è una monetina. E monetina fu, eccolo qua, un bel Vittorino credo. Sarà un centesimo della Sì. Se leggi socio, giusto? C'è scritto? Sembra un Vittorio. Eccolo qua, Vittorio, vedi? È un po' diversa del solito. Si vede che si è tagliato i capelli, Vittorio. Ci pare con un dente Alighieri. Un Vittorio Emanuele III, un centesimo. Che per magia, guarda socio, è finita dentro alla Dropbox. No, Dropbox. Che poi è bello perché gli ho proprio dato il suo nome. Sì. Ha un suo nome, un suo perché. La Dropbox? Sì. Tu non sai le lingue come No. Non hai studiato. No. Io ho studiato lingue all'Università di Sanskrit. Sì? Sì. E ho fatto 4 lingue. Sì. Sì. Che lingue? Tante varie pinte. Cosa vi fa messo così? Mi sono accingiuto a mettere giù il pointer con un Sì. segnalino e subito track, non ho fatto carotaggi in giro, vedi? Sì, bravissimo. Colpo secco, tac, tirato già fuori, vedi? In velocità, Suona. sta suonando. E cos'è? Un... RSC. C'è anche una data, un lamirino per carità. Sì. Però con una data. Dirò anche un ringraziamento ai nostri amici Falio che ci seguono dall'estero e Sempre. commentano. C'è scritto RSC Una data. 22/3/76. Ragazzi, guardate la faccia basita. 50 anni sta targhetta, ragazzi. Se qualcuno ha delle information, dirò anche in lingua. Mi sposto per salutare il socio. Ciao socio, che è dietro la telecamera. Non ci credete? Venite. Eccolo, lui è dietro la telecamera. Questo, se qualcuno sa dirci di cosa si tratta, ci dà delle info, giusto Sì, socio? delle info. Ben venga, perché non sappiamo cos'è. La metto pure dentro. La metto dentro la Dropbox. Yes. Un altro segnalibro. Un altro segnalibro in mezzo. Segnalibro. Sta appoggiando. Mi stavo scavezzando in due. È qui. Mi sbadili. Adesso le sbadilo. Socio, Dica? Che c'è? guardi cosa le ho tirato fuori. La riconosce? Lei che ha fatto il militare non la conosce? Che bella! Ho detto io. Cavolo, che peccato rotta qua. Questa era una mostrina? Una mostrina. Vecchia, Che molto bella. vecchia. Favolosa. Bella. Molto bella. Mostrina da militare. La riprendo Grazie, un attimino al grazie. volo. Vada con l'altra telecamera, vada. E come diceva Mike Bongiorno, Mario Bianchi, mi inquadri per piacere la stella? Me la inquadri. Gliela sto inquadrando. Bravo Mario Bianchi, a te regia. Socio, qui ci sta, colpaccio. Bel colpaccio. Bel colpaccio, perché vedere una stella del genere che sarà della seconda guerra mondiale, Sì, probabile. prima seconda guerra mondiale, anche un po' più vecchia, è un bel colpaccio. La mettiamo nella Dropbox, si sta piano piano riempendo. Vedi? Si sta. Sì. Basta, e poi se no. Che schifo. Cioè? Cosa ci sarà mai qua? Il segnale è qui vicino alla pianta. Mi scavi sotto la Ma pianta. perché vengono fuori sempre i segnali sotto le piante? E quello è bello. E dopo Tirato tutto fuori. questo bel scavo per trovare Piombo perché lo pigliamo. era un materiale duttile. si utilizzava Era un materiale. Mi si schiacci il No, pointer. sto attento io col Era un materiale del duttile. del duttile. Che era un signore che lo socio. Sì, Ne so, dutilava. dutilava questa cosa qui per fare tutto. Ma guarda che campo, socio. Che abbiamo il grano. Grano inteso non come, Grano. ma grano Ma come turco. come turco, grano straniero, grano turco. Socio, Sì. le piante. Sto facendo l'effetto drone. Ah, mi drona. La sto dronando. E farà un po' novità, socio? Sì. Una novità nei prossimi video che resterete a bocca asciutta. Suona la pianta. Ti è piaciuta la dronata, È fuori. Oh là là, Uè. oh là là, Uè. oh là là. Uè. Che bella, Oh. porca trottola. Aspetta che da un attimo a pulita. Cambia telecamera. Sì. Cambia telecamera. Sì, amici. Cos'è? Guardate che roba.
Guardate che fibbia. Favolosa. Una fibbia. Però questa, ragazzi, dovete aiutarci per capire di che fibbia si tratta, perché non abbiamo la più pallida idea. Molto strana e molto bella. Bella, 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 bella. Ragazzi, colpaccio, questo è un colpaccio. Scritte non ne vedo. No, scritte non ne ha. Ragazzi, Colpaccione. Funziona anche colpaccione, Sì, ragazzi, veramente. colpaccione. Questa E anche oggi partirà la musica del via. Mi ha emozionato, Vai. mi ha emozionato. Piano piano si sta riempiendo. No, non più si sta riempendo. No, ancora pezzi grandi così non ci stiamo più. Bisogna prendere una valigia box. Però contento, Questa qua è un colpaccio, ragazzi. Bella, Un bella fibbia. colpaccio, colpaccio. Socio, Sì, ti pongo una domanda. prego. Posso porgertela? E la ponga. Gliela pongo. A noi serve scavare per trovare le monetine? Ero soddisfatto? Molto Soddisfatto o rimborsato? Rimborsato, esatto, perché voi amici follower vi iscriverete numerosi, è gratis e partiamo per i 2000. Fum. Lei, io vedo che sta ridendo perché 2 ore che cercavamo un qualcosa. Esatto, sghignazzavamo perché? Perché su questa buchina piccola qua in superficie, Questa esatto, qui. aveva fatto un segnale e non trovavo più niente. Allora ho detto questo è un lamirino, qualcosa. qualcosa di Oh, non si minuscolo. trovava di minuscolo. E invece, ragazzi, sempre qualcosa di minuscolo. Tenuta molto bene stavolta. Un centesimo del 1899. Giriamo, vedi? Tac. Tenuto bene. Umberto, non Vittorio, Umberto. Sì, se no ti dicono era un Umberto. Ogni era un tanto di quelle Vittorio. parole dai nostri amici giustamente che ci correggono. Ecco, sì. E a noi ci piace, commentate, scriveteci che noi rispondiamo a tutti. Perché ci piace, come dico Interagire. sempre, interagire, cioè comunicare con i nostri amici. Metto dentro. Via, 1 e 2. Guardi cosa li ho trovato, un bossolo in piombo. Sì. Ti ricordi che avevamo Sì, trovato sì, già sì. quelli sparato e ad aver preso qualcosa, perché è tutto schiacciato, non c'è più la punta. Fantastico. Bello, guarda, Questo bello. terreno ma, mi inizia a piacere. Sì, sì. Dopo un bel po' di lamierini, aumentando piano piano sempre di più. Esatto. E qua bisogna fare 2 video, socio. Dici? Chiudiamo qua e partiamo col prossimo? Ah, possiamo anche fare il proseguo. Amici, Cosa dire? cosa diciamo Chiudiamo questo video di oggi? e ci vediamo la prossima domenica alle 13:30 su Là, YouTube tu, per il prossimo video. continua.